L'armonia invisibile è una sfera perfetta e incontaminata. Quella visibile invece si deforma continuamente sotto il peso della realtà. Eraclito. Buongiorno a tutti. Sono al consueto appuntamento per parlarvi di un massaggio che viene praticato con delle sfere e ristabilisce un rapporto armonico con la natura. È un massaggio che nasce in Cina. Qualcuno sostiene che è l'elaborazione di un addestramento dei guerrieri, nel senso che loro per addestrarsi usavano le noci per rinforzare le mani e i piedi. Poi, durante la dinastia Sung, durata dal 960 al 1279, venivano create le prime sfere, che all'epoca erano anche in pietra. E quindi chi crede nell'evoluzione dell'addestramento dei guerrieri, cioè in questa teoria, secondo la quale appunto le sfere sostituivano le noci, diciamo, si capisce che l'efficacia dello scopo era maggiore, non era sicuramente quella di fare allenare dei guerrieri, ma se noi consideriamo la forma, capiamo che ci rendiamo conto che l'allenamento come motivo non regge, perché le sfere, o comunque era anche uno dei motivi, ma sicuramente non il principale, perché la sfera è una forma che in molte culture è considerata sacra. E anche per gli occidentali la sfera rappresenta il tutto, è un cerchio che si chiude, come l'anello che rappresenta l'amore, che rappresenta il cerchio della vita, l'infinito. La sfera in realtà è ancora di più, perché è sì il percorso della vita in forma circolare, ma è la pienezza, perché racchiude appunto tutto quanto, è il simbolo della perfezione, è considerata proprio il simbolo della perfezione e della regolarità assoluta. In realtà poi, tornando in Cina, l'imperatore Qianlong della dinastia Qing, dal 1736 al 1799, consigliato dal medico di corte, cominciava ad usarle quotidianamente e ne aveva grandissimi benefici, tanto da restare così impressionato che decideva di divulgare questa pratica a tutto il suo popolo. Fu così che queste sfere cominciarono a godere di una popolarità e ne venne riconosciuto l'effetto benefico sulla salute, ovviamente. Una curiosità: pare che Qianlong, questo imperatore, che diffuse l'uso delle sfere d'acciaio, fu il più longevo tra gli imperatori cinesi. Il massaggio con le sfere veniva usato per riattivare l'energia e per migliorare lo stress, soprattutto postpartum. Lo usavano, era praticato soprattutto con le donne che dopo aver avuto un bambino, naturalmente le destinatarie erano delle donne nobili. Chi vuole un massaggio altamente energetico deve ricorrere a un massaggio con le sfere cinesi, perché pare che sia utile appunto per la riattivazione dei processi metabolici. Serve per tonificare i tessuti, per ridurre i gonfiori e la cellulite e per migliorare la microcircolazione sanguigna. Il massaggio con le sfere è utilizzato contro la rigidità articolare e favorisce la concentrazione mentale. Nella medicina tradizionale cinese, ma anche secondo altre discipline,
che accettano e considerano quell'energia che passa attraverso determinati circuiti energetici del corpo, cioè i meridiani. Le dita riflettono e sono collegate ai vari organi interni. Va da sé che massaggiando e stimolando le dita, queste portano beneficio anche al resto. Infatti le famose sfere antistress si maneggiano con le dita, si passano attraverso le dita, proprio per questo motivo anche. Inoltre le sfere si fanno scorrere sul corpo con delle capaci micropressioni calcolate, stabilite in certi punti piuttosto che in altri, e quindi variano di intensità. Quindi, sebbene non sia il tradizionale linfodrenaggio, sicuramente questo massaggio aiuta la linfa a purificarsi, dando la spinta giusta perché questa ritorni per farla scorrere verso le stazioni linfatiche, venga purificata e poi torni al sangue. Quindi rilasci tutte le tossine e le scorie vengono trattenute dai linfonodi e quindi agisce soprattutto sui blocchi energetici, liberandoli e soprattutto appunto c'è questo drenaggio che aiuta i nostri anticorpi a funzionare meglio, perché noi sappiamo che la linfa non sono altro che i nostri linfociti, gli anticorpi. Quindi le sfere sono fatte roteare sul corpo con lievi e morbidi movimenti e possono essere calde o fredde. Ma data anche la consistenza, la temperatura delle stesse tende a variare e quindi produce una sensazione di brezza, come se il vento cambiasse la temperatura della nostra pelle, accarezzandola. Quindi rotolando producono questo tintinnio e a seconda del movimento impresso dalle sfere e della velocità il suono muta, favorendo relax e attenuando lo stress. Le sfere sono generalmente in metallo. In realtà si possono usare sfere di legno, di gomma, di cristallo, di minerali, di pietre dure, persino sfere realizzate con i sali rosa dell'Himalaya, perché dicono che sono capaci di potenziare gli effetti drenanti del sale. Quindi se si desidera eliminare i liquidi ristagnanti nei tessuti, le sfere vanno manipolate, che ne so, sulla pancia, sull'inguine, dietro le ginocchia, quindi nel cavo popliteo. Se invece noi abbiamo delle contratture, allora in quel caso il movimento si concentrerà sui punti riflessi e sulle fasce muscolari interessate, quindi alleviando immediatamente le tensioni. Se si utilizzano le sfere di gomma, che è una gomma morbida, come le più comuni palline antistress, le micropressioni sono rese ancora più delicate perché assomigliano proprio alle mani, assomigliano ai polpastrelli delle mani e quindi si ha questa sensazione di un linfodrenaggio, diciamo. Invece, se il massaggio viene effettuato con le sfere di metallo, queste lasciano un leggero suono e danzando sul corpo e sul viso rilasciano le tensioni che il tessuto connettivo sia di superficie che di profondità trattiene, regalando una sferzata di energia al corpo e alla mente. Lan Mo è il più antico massaggio cinese, le cui profonde conoscenze integrate dall'An Qiu, che tiene conto dell'antica arte della manipolazione delle sfere, è particolarmente consigliato per sciogliere indolenzimenti e contratture, oltre che per liberare la mente. Quindi, con la magia del tono, del timbro armonico, viene rievocato un movimento delle sfere celesti che ha un richiamo ancestrale.
Le vibrazioni del suono irradiano nel profondo della mente e del corpo e questa risonanza regala una sensazione profonda di benessere e un'emozione unica che non ha eguali. Anche oggi io mi fermo qui, vi aspetto lunedì prossimo, sempre alle 11:30, sulle frequenze di Radio Conegliano 90 e 60 ed eventualmente se mi volete vedere potete andare alla pagina www.venetoglobe.com alla rubrica benessere, dove troverete anche le puntate pregresse oppure se mi volete vedere di persona mi potete contattare per trovarmi nel mio studio in Via Verdi a Conegliano. Mi chiamate per qualsiasi cosa, anche se volete delle informazioni semplicemente, al numero 345 812 0427 oppure 349 190 6880. Vi ricordo le promozioni che sono ancora valide fino alla fine di marzo, fino al 31, quindi che sono dedicate e indirizzate alla donna, per cui un massaggio rilassante, un'ora e mezzo di relax invece di 60 euro la pagherete 45 euro e così per quello che riguarda le gambe il massaggio con le coppette, che per chi ha gonfiori, per chi ha pesantezza, ma semplicemente anche per stimolare la circolazione sia linfatica che venosa, invece di 30 euro costa 25 euro e saranno sui 30-40 minuti di massaggio e di benessere. Il prossimo mese l'offerta invece sarà riservata agli uomini e non più alla donna, quindi approfittatene subito, perché voi potete comunque prenderla adesso e poi utilizzarla quando più vi pare, quando siete comodi. Credo di avervi detto tutto. Quindi io vi abbraccio virtualmente, vi saluto caramente e vi aspetto la prossima settimana. Ciao a tutti da Fatima.